Buongiorno dall'Arcoveggio, prima corsa del convegno di giovedì 6 aprile. Cavalli di 3 anni, sono tutte femmine: Esotica Sì, Eroica BF, Elettrica V, Eva dei Greppi, Evita Spritz, Enia delle Badie in prima fila. In seconda Ezechiela ed Etoile Wise AS. Macchina che accelera e stacca dall'esterno. Enia delle Badie cerca di sfilare, c'è l'errore di Enia Spritz, mentre numero Eva 5 Evita va Spritz subito alla corda, squalificato da Enia delle Badie, che conquista dunque in un batter d'occhio il comando, e all'esterno c'è subito la progressione di Etoile Wise AS. Dopo i primi 200 metri di gara Etoile Wise va su Enia delle Badie, le due più appoggiate alle prese, con Etoile Wise che per il momento rimane all'esterno, va ad assaggiare un po' quello che può dare l'avversaria in questa fase iniziale. L'avversaria ovviamente risponde, le due si avvantaggiano di una ventina di metri dal resto del gruppo, se ne vanno i primi 600 di gara in 47 scarsi. numero 1 Esotica SI c'è stato l'errore intanto di squalificato. Esotica Sì, che era la terza forza in campo, e all'esterno prova a progredire Elettrica V, che sopravanza Eva dei numero Greppi. 7 Più indietro c'è Ezechiela Eroica BF. squalificato. Intanto 1-1-1, il passaggio agli 800, siamo all'altezza del chilometro, che vede nuovamente uscire all'esterno Etoile Wise, 1:17,2 per i primi 1000 metri. Etoile Wise si riporta all'attacco di Enia delle Badie, che prova a replicare, ma Etoile Wise passa a 400 dalla conclusione, in vantaggio cala Enia delle Badie, e al suo esterno si propone Elettrica V. Più indietro Eva dei Greppi, e prova ad ingambarsi anche Eroica BF. Intanto prende vantaggio Etoile Wise AS, che sta completando la curva e si allontana dalle rivali a 150 dalla conclusione. Etoile Wise AS ha chiuso ormai la partita da tempo e viene a concludere netta vincitrice, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere ancora forse Enia delle Badie su Eva dei Greppi, che finisce bene all'interno. 1:15,8, ragguaglio conclusivo, 32 a chiudere. La vittoria per Etoile Wise AS. Matteo Zaccherini in sediolo per conto di Alessandro Gocciadoro. La scuderia Écurie Carsco. Andiamo a rivedere le battute conclusive con Etoile Wise, che vince davvero bene e si impone a una cavalla in forma come Enia delle Badie, che sul traguardo è forse pizzicata, sì, forse pizzicata da Eva dei Greppi, che sul traguardo la piega di precisione.